non ce la fai. Ma che dici? Sto sbarchettando. Non ce la fai. Fammi provare. Provi. Penso non ce la fai anche tu. Ma io ho le mani unte. Beh, sì, certo. Stop. Vabbè, dai, è uscita difettosa. Sì. Potremmo fare un trucco per al palloncino. Sì. Sì, vabbè. Allora, che state dicendo? No. Ciao. Ehi, senti? Detto ciao. Ciao, scusami. Come stai? No, io bene, tu? Sì, ma sai dove ti trovi adesso? Quello è ritorno, a fianco a te. Scusa, devo chiudere la telefonata perché c'è qui una pazza che risponde alle domande che faccio a te. Ok, vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Allora la privacy? Ah, stava parlando al telefono. Beh, comunque lo poteva dire. Come ti sei permessa? A fare che? A bere dalla mia tazzina? Scusami, ma come faccio a capire che è tua? Non c'è mica tutto il nome sopra. Beh, veramente. Proprietà di Alessia? Allora, scusami tesoro. Non lo rifarò mai più. Beh, Vedi sai che che ti dico? tranquillamente. Oggi bevo la festa. Che bello, questo è Natale. Vabbè, è luglio. Sembra che apri. Ah, vabbè, c'hai ragione. Sì, lo so. Beh, comunque, mi piace troppo lo spirito del Natale. Però, lo sentivo di più quando ero piccola. Sì, anche io, infatti. Non so, aspettare Babbo Natale sotto l'albero. Adesso sembra tutto così scontato. Ma perché da te Babbo Natale veniva? Certo, ma da tutti i bambini. Ah, a me non è mai venuto. Perché non è mai venuto? Perché i miei dicevano che li stavano antipatici. Fra, sono troppo felice. Perché? Perché ho visto un ragazzo al mare. Io vedo tanti ragazzi al mare. Ah, lo so. Però questo lo dovevi vedere. Era troppo, troppo bello. Con una maglietta di Crew. Ma di che? Crew. C-R-E-W. Ah, la famosa marca, sì, anch'io avevo in mente di comprare una maglietta del genere. Fra, non è una marca. Ah, comunque, è stupendo. Invece una certa, senza fare nomi, Alessia, ha detto che è bruttissimo. Ma tu, Fra, lo devi proprio vedere. Beh, sei come tuo cugino Paolo, quello carino e affascinante. Ah, e poi Poi? indossa sempre quella maglietta, non so perché, se. Boh. Comunque, mi fa degli addominali, devi vedere proprio. Puoi venire qualche giorno al mare? Sì, forse dicevo anche dove ha comprato la maglietta. Ma io intendevo lui. Mamma mia. Spelling bee. B-I. No, spelling bee is the biggest American spelling. Eh? È il più grande spelling americano. Spelling bee. Ah, spelling bee. E perché c'entrano le api? Le api? Sì, le api. Vabbè. Comunque, Sì. quando si farà? Ma prossimamente avviseremo anche Alessia, sarà un grande spettacolo, sì. Domani? Ma credo di sì. Ah, ok, allora ci sarà. Ok.
farci le rate. Vabbè, lasciamo stare, iniziamo. Ok. Allora, Francesca mi deve fare lo spelling di palazzo. P-A-L-A-Z-Z-O. Ok. Ma un attimo. Non avevo una ZZL palazzo. Allora, adesso tocca a te, non era il tuo turno, quindi stai zitta. Allora, adesso... Comunque era giusto. Allora, adesso tu devi fare lo spelling di meraviglioso. Ok, allora M-E-R. Posso chiedere l'aiuto a casa? No. Comprare una vocale? No. Girare la ruota? No! Uffa! Allora M-E-R-A-V. Sara, la canzone che mi chiamano. Meraviglioso. M-E-R-A-V. Uffi, che viene? Ah, la I. M-E-R-A-V-I. M-E-R-A-V-I. G. Oddio, aspetta. M-E-R-A-V-I. Uffa! M-E-R-A-V. No. M-E-R-A-V-I. G-L-I-O-S-O. Ho fatto! Mi avete sentito? Ho detto meraviglioso! Anche io, meraviglioso. Uffa però! Ma tu l'hai sentita dire meraviglioso? Io no. Saranno passati giorni. Forse anni. Già.